La comunità di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante vive in sequenza due momenti di festa in cui si celebrano prima la madre e poi il figlio Gesù sul legno della croce. Entrambe le ricorrenze hanno un forte richiamo per i fedeli. La confraternita da secoli è legata al culto del Santo Cristo, anche perché comunque l'oratorio di San Pietro e la confraternita di Santa Caterina sono sotto la parrocchia di Santa Maria di Nazareth, quindi per noi il Santo Cristo è un momento importante che avviene subito dopo la settimana della Madonna di Nazareth. Il vescovo Alberto Tanasini ha presieduto la messa domenicale a conclusione delle celebrazioni per la Santa Croce. L'invito formulato dal presule è a guardare la croce nella sua realtà, quella che induceva i primi cristiani a chiudere gli occhi di fronte al Signore crocifisso. La croce porta con sé questo dramma, ha detto il vescovo, ma il pensare a questo dramma ci fa capire qualcosa di quello che è l'abbassamento che il Figlio di Dio ha cercato per noi. In un contesto storico in cui l'uomo è spinto a guardare alla propria grandezza, la croce, supplizio degli schiavi, ci dice la profondità dell'amore di Gesù. Questo noi dobbiamo scoprire, abbassarci a considerare quello che è stato il supplizio della croce per scoprire quello che è stato l'amore di Cristo e lasciarcene prendere da questo amore. L'esperienza cristiana ci fa unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo per dare un senso al dolore, alle nostre piccole e grandi croci quotidiane, e i sestresi anche quest'anno hanno accolto questo invito partecipando alle celebrazioni. Nonostante i tempi in cui sembra che Dio non c'entri più con la vita, le feste ci hanno dato invece testimonianza che gli uomini hanno ancora bisogno di riferirsi a una presenza più grande, alla presenza dell'amore e della misericordia, alla presenza di Dio.